Gari. Grazie a tutti, non nascondo che sono emozionato perché magari forse di me non vi ricordate, però io per 10 anni ho presentato la manifestazione dei popoli padani in riva degli Schiavoni fino all'ultima edizione. Poi sappiamo che hanno preso una strada diversa, l'ho presa anch'io e ne sono fiero e ne sono orgoglioso di averlo fatto. È stato già detto molto sul palco dai veneti che mi hanno preceduto, io quello che posso dire è solamente questo: oggi è un giorno per ripartire e il fatto che siamo qui vuol dire che c'è tanta gente che ha voglia di ripartire. Noi siamo qui, ci saremo anche in un futuro. Perché? Perché da veneti noi vogliamo un Veneto indipendente. Lì è stato messo un bellissimo striscione che rappresenta lo spirito dei veneti indipendentisti, perché noi altri con l'Italia non abbiamo niente a che fare, tanto perché se capimo. E noi auspichiamo, come una volta, che ci sia un Veneto indipendente all'interno di una Padania libera insieme con tanti altri popoli del nord che pagano le tasse, che mantengono metà del resto del paese, perché il nord dà come residuo fiscale 100 miliardi di euro che vengono gestiti da Roma e distribuiti in altre aree del paese. Noi con quelle aree del paese non vogliamo niente a che fare se non rapporti istituzionali e pertanto quello che io posso dire è Veneto libero, indipendente e Padania sovrana. Bravo, grazie davvero Corrado. Io ho avuto la fortuna per 10 anni di presentare la riva degli Schiavoni, quella che era la festa dei popoli del nord. Ora che il progetto è stato abbandonato, era il momento per quelli che ci avevano tanto creduto come noi, come tutta la gente che è qui, ripartire, perché la questione settentrionale non è stata risolta. Padania! 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 Fervi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania.